Qual è il filo conduttore delle feste di Santa Margherita? Sì, quest'anno la festa un po' necessariamente ci ha spinto a riflettere sulla parola creatività, dovendo appunto anche un po' inventarci modalità nuove rispetto al solito. Abbiamo pensato al posto della processione, la sera della festa, il 20 luglio, una veglia di preghiera per la città in Piazza del Sole, presieduta dal vescovo Derio Olivero, tra l'altro colpito lui stesso dal Covid, e che ha vissuto questa esperienza come un tornare all'essenziale, sta proponendo per la Chiesa e per la società tutta proprio di uscire da questo tempo della pandemia recuperando ciò che è essenziale. La messa alle 18, poi la preghiera per la città alle 21:30, il titolo La santità accende luci nell'oscurità del mondo. Anche questo è significativo visto il momento che viviamo. Sì, noi partiamo dalla festa di Santa Margherita, una santa di tantissimi secoli fa, dei primi secoli della Chiesa, e ci sembra bello allora riflettere proprio su come nell'oscurità del mondo, la pandemia ne ha evidenziato tanti lati, e la santità a cui siamo chiamati tutti per il nostro battesimo è proprio questo, cioè diventare delle luci. Dietro, seguendo il nostro Maestro, la nostra luce del mondo che è Gesù Cristo, ciascuno nella sua strada, con la sua modalità, però rispondere alla chiamata alla santità. Questo lo avremo anche nei giorni precedenti con il triduo di preparazione, venerdì 17 già alle 21:30 un momento particolare. Sì, come da diversi anni il Sagrato della Basilica, certamente quest'anno in osservanza delle norme contro l'assembramento e il distanziamento, vogliamo proporre un momento di spettacolo teatrale con due amici ormai, Laura Gambarini e Gianluigi Latorre, Francesco Chino sulla culla del mondo, una santità importante per la vita della Chiesa, e l'indomani chiederemo a Don Luigi Ciotti, che riusciamo appunto ad avere con noi una grande gioia, di aiutarci a capire oggi che cosa significa essere santi dentro le oscurità del mondo di oggi.